Le persone si rivolgono al Covid Point prevalentemente o quasi esclusivamente con l'auto, rimanendo in auto attraverso un percorso dedicato suddiviso in 2 o 3 fila, accedono direttamente alla zona poi dove viene effettuato il tampone. C'è un sistema di indirizzamento delle auto svolto da persone che fanno portierato e un servizio di triage che decide quale tipo di tampone deve essere svolto, o il tampone molecolare o il tampone antigenico chiamato comunemente tampone rapido. Le persone arrivano poi all'interno dell'area dedicata e si soffermano sul punto dove vengono effettuate le accettazioni del tampone e predisposte le etichette che poi andranno a identificare i campioni prelevati per poi reindirizzarli o alla processazione interna allo Zoo Passarena oppure all'invio alla microbiologia di Treviso. Superato questo step, la macchina prosegue, si avvicina alla zona di lavoro dove sono presenti gli operatori che eseguono i tamponi e sono prevalentemente o medici USCA o infermieri dei diversi unità operative dell'ospedale o del distretto, oppure anche ostetriche o assistenti sanitarie. Una volta effettuato il tampone, se tampone molecolare viene predisposto il tutto per l'invio al laboratorio di Treviso, se sono tamponi rapidi vengono passate le provette contenenti il tampone al box dove sono presenti i tecnici di laboratorio che eseguono sul posto la processazione del tampone. E quindi possiamo determinare se presenza o assenza del virus già in questa situazione. Una volta riscontrata la positività, viene affidato a un operatore medico, USCA, piuttosto che infermiere del Covid Point, la responsabilità della richiamata delle persone per la conferma del test con tampone molecolare. Generalmente riusciamo a fare già la conferma del test a poche ore di distanza dal rapido, a meno che non si riscontri la positività proprio a fine giornata, allorché viene invitata la persona a presentarsi al mattino tra le 8:30 e le 9:30, in modo da inviare i campioni il più rapidamente possibile poi alla microbiologia di Treviso. Generalmente questi tamponi di conferma vengono segnalati in modo tale che la risposta possa pervenire alla persona con un carattere di urgenza e non far aspettare troppo le persone in attesa di sapere se sono effettivamente positive o meno. Nelle telefonate come nelle attese delle persone che si avvicinano al punto tamponi, cerchiamo anche di dare delle informazioni utili ad assumere comportamenti corretti indipendentemente dall'esito del tampone stesso. Abbiamo accesso alle persone che possono essere inviate o con un'impegnativa dal proprio medico curante o pediatra, oppure direttamente dal servizio di sanità e igiene pubblica dell'azienda. Queste persone poi possono proseguire il rientro verso casa avendo anche delle informazioni su comportamenti corretti da tenere indipendentemente dall'esito del loro tampone.